Questo è un millepiedi tropicale. Siamo in Costa Rica, sempre nella foresta di montagna. Questo millepiedi si chiama polydesmide. Come vedete ha dei colori abbastanza brillanti perché anche questo è velenoso. Se viene disturbato produce sostanze tossiche che esuda dal tegumento. Infatti lui se ne gira indisturbato di giorno senza alcun timore che qualcuno se lo mangi. Sono parenti dei nostri millepiedi e si riconoscono dagli altri invertebrati perché hanno 2 paia di zampe per ogni segmento. Ovviamente lui non morde, se io non lo disturbo lui non mi fa alcun male. Vedete, il segreto è mai afferrare gli animali, magari far finta di essere una foglia come sto facendo io. Questo invertebrato si nutre di legno marcio, materiale vegetale in decomposizione.